Che non partito in zona, parlando dell'Altogarda, che intende presentarsi alle prossime elezioni. In parlare con questo esponente che le spiegherà i suoi programmi, che per certi versi anche rivoluzionari. Ascolti bene, debitamente. Sì, il nostro partito si chiamerà NGPS, non è più soldi, che è la verità. Noi saremo presenti nelle prossime provinciali, forse anche nelle prossime politiche, e abbiamo anche un appoggio delle altre liste che stanno venendo fuori adesso, quella dei Saltemartini, quella delle Cavallette, e soprattutto per quel che riguarda l'economia, quella delle formiche, nella macchina vettori con i suoi disegnoti. Ma il programma è semplice, cioè praticamente, siccome noi siamo nell'Altogarda, insomma, chi si tratta di risparmiare, non è più soldi, quindi bisogna risparmiare. Allora, intanto è un comune unico Arco Riva, cioè magari come vuole voi, Rivarco, Arco Riva, comune unico. E dentro magari questo comune mette dentro anche una rotorball e tem, così fai una striscia sul lungolago. Dopo, drena via che vaga con Sarche, Caravim, Cavedem, Valilaghi, insomma chi vaga. E invece, vabbè, lei Tortegni perché si è appena uniti, e, ovviamente la comunità de Val a questo punto non ha più ragione di esistere, quindi via comunità de Val resta sti grossi comuni che dipende direttamente dalla provincia, il Papa parla direttamente con la provincia. Poi favoriremo i prodotti locali, per esempio i prodotti degli orti che date agli anziani, li va nei supermercati, se no sti poveri vecchiotti, quando vai fuori la salata che non sa più che dargliela. Dopo arti e artigiani, se che dà la possibilità prima una certa cifra di lavorare in nero, perché insomma se non è che vai fuori, disentero. Per cui se che dici, guarda, prima non so, 10.000, 20.000 euro all'anno, e poi no, tranquillo, dopo, vabbè, insomma, ogni tanto qualche fatturina fa anche, no? Perché insomma non è fuori che chi diventa la mafia, cioè, però un agio, disegno, fino a un certo punto si rilassa, ecco. Ma non diria che dei for problemi, non diria che dei for problemi, anche perché chi era una zona agricola, cioè, tranquilla, dopo ogni industria, poi industrie con teste, teste anche gambe fuori di chi, cioè in America, che era, ed è lì che cominciano i problemi, perché tengono un po', no, risparmiando, per esempio, l'idea è quella che il comune, quando ciapa i soldi, per le tasse, che sbasseremo, non li sbasseremo le tasse, quando arriva questi soldi, e li mette alla rurale, e la rurale dopo la investe e la che dà gli utili. Ma no, come funziona le tesorerie, che le robe, cioè proprio deve essere una roba limpida, proprio trasparente come l'acqua delle montagne. Comunque da questi soldi rende e tra gli utili dove per sistemare i marciapiedi, fa quelle robe lì. Dovremmo arrivare a un punto che non avremo più bisogno, ma proprio più bisogno dei soldi che vengono da fuori, no? Anche perché è nel GPS, come vi dico, non è più soldi, bisogna fare qualcosa. E stare con le mamme e mamma, sai,